Avevo paura e ne ho tuttora, così Kerim Cardoso ha concluso la sua testimonianza in aula come principale parte offesa nel processo per l'incendio alle case atere di Cervignano, di cui è accusato ed è a processo il 29enne Rosario Bordonaro. L'udienza davanti al giudice Roberto Pecili ha visto testimoniare non solo Cardoso, ma anche altre persone che hanno subito direttamente o indirettamente i danni dell'incendio appiccato alla moto Suzuki di Cardoso nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, propagadosi a 12 vetture e al soffitto in cartongesso del complesso di case popolari, causando danni stimati in oltre 2 milioni di euro e disagi per 62 persone sfollate costrette a lasciare le case. Oltre che di incendio aggravato, Bordonaro è accusato anche di danneggiamento e di atti persecutori nei confronti di Cardoso. L'incontro tra l'imputato e la parte offesa non è stato un faccia a faccia, ma la tensione per la presenza di entrambi nella stessa aula si percepiva. Kerim Cardoso ha ricostruito, rispondendo alle domande del pubblico ministero Elisa Calligaris, i rapporti con l'imputato precedenti e successivi all'incendio e gli episodi di presunti atti persecutori subiti. Parte offesa e imputato per un periodo sono stati fidanzati con 2 sorelle, relazione interrotta da entrambi dopo le pressioni della mamma delle ragazze preoccupata per voci, poi rivelatisi solo una battuta infelice, come ha detto Cardoso in aula, di un coinvolgimento in situazioni di droga. Successivamente alla rottura dei reciproci rapporti sentimentali, nel 2020 c'è stata l'aggressione fisica con calci e pugni alla vittima da parte di Bordonaro, poi la minaccia di morte. Piuttosto che farmi la galera ti ammazzo. Fino al 2025 Cardoso denunciava diversi casi di atti persecutori subiti nel bar di Grado dove lavorava. Finito ai domiciliari, in uno scambio di messaggi con un'altra persona, Bordonaro chiede a questa di procurargli una 9 mm, confidandogli di essere stato ingiustamente accusato di aver incendiato le case Ater. Per queste violazioni finisce in carcere. Gli investigatori, nelle loro deposizioni, hanno spiegato le modalità di indagine e come hanno attribuito a Bordonaro la presunta responsabilità dell'incendio, riconoscendolo da particolari dell'abbigliamento e caratteristiche fisiche riscontrate in registrazioni video catturate durante l'azione incendiaria, comparate con altre registrazioni di videosorveglianza cittadina. Prossima udienza il 6 luglio per concludere la fase istruttoria. La sentenza è attesa per l'estate.